Una fiera agricola che parte con i trattori fuori e l'agricoltura al centro del dibattito. È così grave la situazione? Beh, insomma, grave, direi che gli agricoltori hanno ragione. Noi questa protesta la sosteniamo sia come Regione Veneto, ma dirò di più anche come coordinatore della CPA, della Commissione Politica Agricola, in seno della Conferenza delle Regioni, cioè tutti gli assessori regionali sono d'accordo. Io ho ricevuto anche molti messaggi dei miei colleghi in questi giorni per sostenere questa battaglia che gli agricoltori fanno, perché non è possibile che a fronte di un aumento dei costi di produzione che negli ultimi anni abbiamo avuto per le note ragioni, pandemia, guerra in Ucraina, tutte le questioni che sappiamo, alla fine il prezzo del prodotto finale in certi casi è addirittura diminuito. Ovvio che è un problema di reddito dell'agricoltore e delle aziende agricole. A fronte di questo abbiamo una PAC, una politica agricola comune, che per carità sulla base di una sostenibilità che può anche essere corretta, ma che spinge a aumentare i costi per adeguarsi a queste nuove normative, fa sì che l'azienda agricola sia costretta a chiudere, quindi non possiamo non tenerne conto. Questa situazione ha già nonostante i soldi investiti, ci sono già dei segni di criticità di aziende che stanno chiudendo? Assolutamente sì, noi abbiamo fatto tanti bandi come Regione Veneto con i fondi FEASR, con la PAC, i nostri bandi, il PSR, ma nonostante questo le aziende sono in difficoltà, soprattutto alcuni settori. Forse tra tutti si salva un po' il vitivinicolo perché ha dei margini di guadagno superiori, ma per esempio il lattiero caseario, lo zootecnico è tutto in difficoltà, sia latte che carne, l'ortofrutta, abbiamo interi settori, per non parlare dei seminativi, tant'è vero che la protesta nasce in Francia e in Germania, dove hanno queste difficoltà legate proprio alle grandi estensioni. In Italia un po' ci salviamo perché grazie alle produzioni di qualità riusciamo a vendere direttamente, però appena toglieranno l'agevolazione sul gasolio agricolo anche in Italia i problemi arriveranno.